Fernando Ziglio, come Presidente della Camera di Commercio di Padova, sicuramente lei è al polso dell'economia locale. Come è messa Padova e provincia? Ma non è messa malissimo, per fortuna, come tutto il Veneto d'altra parte. Abbiamo un'infinità di problematiche. Immaginiamo il credito. Ieri proprio come Camera di Commercio abbiamo deliberato 4 milioni a favore del credito, che con un moltiplicatore 18 porteranno nel territorio circa 93 milioni di euro. La realtà è che le banche purtroppo sono in difficoltà e quindi meno credito, e quindi meno credito vuol dire meno aiuto alle imprese. Due banche in modo particolare, ma anche le altre banche faticano a dar credito. Però in generale il tessuto tiene benino e l'esportazione va, e quindi abbiamo motivi di ottimismo. Oggi qui a Padova in fiera c'è questa importante manifestazione dello SMAU, dove ci sono start-up innovative che stanno dimostrando quanto potenziale e quanta forza e energia hanno i giovani nell'innovare, e quindi questo è un esempio per tutti che dà coraggio e forza a tutti noi. Quindi una ritrovata forza e coraggio da parte dei giovani. E per i meno giovani com'è la situazione? Ma se i meno giovani imparano a guardarci dentro ed ascoltare i giovani, possono portare delle energie anche loro nelle loro aziende, innovandosi e adattando alcune tecnologie alla loro tradizione, potrebbero diventare ancora importanti partner per l'economia, e quindi importanti innovatori, e quindi portare prodotti nel mercato che possono vendere più facilmente. Da cambiare quindi forse la mentalità? Sì, va cambiata la mentalità, per questo la Camera di Commercio aprirà nei prossimi giorni questo tavolo 4.0, che sono 4 temi partendo da zero, dove c'è il primo tema che è innovazione e innovare. Padova, capitale o campione d'Italia dell'innovazione, questo è il nostro slogan.